Salve amici di Sicilianaria, sono Antonio, detto in arte Skit44. La mia passione per la musica nasce fin da piccolo. Ricordo un episodio in cui mia madre aveva un vecchio registratore a cassette e io da piccolo mi divertivo a cantare e registrare le sigle dei cartoni animati. Poi crescendo mi sono reso conto che la musica era un mezzo che mi permetteva di esprimere le mie emozioni, ma anche di riuscirle a trasmettere agli altri. Così ho capito, credo circa nel 2005-2006, che volevo intraprendere appunto la strada di scrittore di testi, cantante, cantautore. Sono uno di quelli che non ama etichettarsi e definirsi con un genere musicale ben preciso, anche se capisco che nel mondo della discografia è consuetudine specificare il genere che si fa. Io ho iniziato con la musica hip hop, rap, quindi ho un passato da rapper, però successivamente ho scoperto di avere una voce, ho iniziato a cantare dei pezzi di musica pop rock, ma anche di musica elettronica. Quindi non mi piace darmi delle etichette, ma questi sono tutti i generi che ho fatto nella mia piccola carriera e che potrei aggiungerne tanti altri a questi. Mi sono esibito prevalentemente in Sicilia, in molte località siciliane, soprattutto nel mio passato con il gruppo Versi Sonori, il gruppo che ho fondato con i miei cugini, con cui abbiamo girato Enna, Catania, tutta la provincia di Palermo. E in passato poi ho anche fatto alcuni provini, contest di musica rap, di freestyle a Roma, i casting di amici, quindi ho diverse esperienze come esibizioni live. Da quando poi c'è stato il Covid un po' ho rallentato con le esibizioni live. Gli inizi con la musica per me sono stati davvero magici, soprattutto l'atmosfera che si respirava intorno agli anni 2006-2007, gli anni in cui non c'erano i social sviluppati come adesso, per cui per farti ascoltare dovevi far girare le tue canzoni, passarle agli amici, ai compagni di scuola, ed era difficile farsi un nome ai tempi, esisteva solo YouTube. Inizialmente i nostri video, quando non c'erano tutti questi cantanti in rete, era bello vederli crescere e spopolare. Era emozionante sia per quello che riuscivamo a trasmettere, per quello che c'era nelle esibizioni live, quando appunto non c'erano tutti questi telefonini in mano a fare video, ma la gente ascoltava la musica. E poi personalmente è stato davvero motivo di crescita quello di scrivere, di capire che riuscivo a mettere su carta dei testi che avevano un senso e che gli altri potevano anche rivedersi in questi sensi. La musica rappresenta uno dei periodi più belli della mia adolescenza, della mia crescita e della mia evoluzione come persona e come artista. Il mio sogno nel cassetto è quello di poter trasmettere tanto a molte persone, quindi di arrivare nel cuore di tante persone ed essere quindi ricordato per aver dato qualcosa artisticamente agli altri. Per questo 2025 avrei in programma di ritornare con un testo che ho scritto un po' di mesi fa. Dico ritornare perché mi sono musicalmente fermato dal periodo Covid, ma ho scritto questi pezzi che spero di pubblicare al più presto. Per me fare musica significa non apparire, ma farla quando c'è qualcosa da dire di importante e di comunicare, non per fare dei pezzi soltanto così, per farli. Per me il senso dell'arte è questo, è viverla, sentirla e poi trasmetterla e condividerla agli altri. Quindi i miei programmi sono questi: cominciare con questo ritorno da questo brano che voglio registrare e poi piano piano si vedrà come riprogrammare magari un futuro ritorno in grande in stile musicale. Ringrazio gli amici di Sicilianaria per questa intervista e lo spazio che mi hanno concesso e colgo l'occasione per salutare tutti i followers di Sicilianaria. Ciao a tutti da Skit44, a presto e buona musica.